Salve a tutti, vediamo ora che cos'è il prodotto vettoriale di due vettori, che si indica in questo modo. Quando avevamo parlato di prodotto scalare, prendevamo comunque due vettori e le associavamo a loro uno scalare, cioè un numero. Invece il prodotto vettoriale è un vettore esso stesso, quindi a due vettori associamo un terzo vettore. Allora, questo vettore è perpendicolare al piano individuato dai vettori A e B. È, allora, è perpendicolare, però va su o va giù. Si usa la regola della mano destra. Quindi con la mano destra andiamo dal vettore A verso il vettore B e il pollice indica il verso del prodotto vettoriale. E questo ci fa capire subito che il prodotto vettoriale non è commutativo, perché se faccio prodotto vettoriale tra B ed A, uso sempre regola a mano destra, vado dal primo verso il secondo vettore e indica verso giù il pollice. Quindi il prodotto vettoriale tra B ed A è l'opposto del prodotto vettoriale tra A e B, quindi hanno semplicemente scambiato il verso. La direzione è sempre quella che è perpendicolare al piano individuato dai due vettori. Allora, è un vettore, abbiamo capito qual è la sua direzione, qual è il verso, abbiamo capito, e qual è il modulo del prodotto vettoriale. Allora, adesso questi disegnano tridimensionali, questo disegno è di nuovo bidimensionale. Abbiamo il piano dove abbiamo i vettori A e B, di cui facciamo il prodotto vettoriale. Allora, qua questi vettori A e B individuano un parallelogramma con una certa altezza h. E questa altezza h a che cosa è uguale? A b per seno di alfa. E quanto è l'area di questo parallelogramma? Base per altezza, quindi a per h a b per seno alfa. Quindi il modulo del prodotto vettoriale è l'area di questo parallelogramma. E quindi in realtà l'abbiamo individuato perché abbiamo detto qual è la direzione, qual è il verso e anche qual è il modulo. Però poi per calcolarlo effettivamente vediamo fra un poco, può essere un po' complicato. Allora, intanto notiamo questo, che se due vettori sono paralleli, pensate A e B che siano paralleli, ma se sono paralleli non individuano un piano e allora non so dove mettere il prodotto vettoriale perché deve essere perpendicolare a quel piano, non riesco a definirlo e comunque in quel caso il prodotto vettoriale è uguale a 0. La cosa che è ancora chiarita dal fatto che il modulo del vettore qua AB per seno alfa, se l'angolo è 0, seno alfa è 0 e quindi il modulo è 0. In quel caso prendiamo che il prodotto vettoriale è 0, quando neanche non riusciamo a definire quel piano. Se invece i vettori A e B sono perpendicolari, allora l'angolo compreso è 90 gradi, seno. E notiamo questo, la funzione seno assume il valore più grande proprio quando l'angolo è di 90 gradi e vale 1. E quindi il modulo del prodotto vettoriale sarà A per B per 1, insomma A per B e non solo che è uguale al prodotto dei moduli, ma anche questo è il valore più grande che può assumere il prodotto vettoriale rispetto all'angolo, se varia l'angolo ovviamente. Ok, e adesso, come ho spiegato nell'altro video, possiamo scrivere. Allora, ovviamente qua si parla solo di vettori tridimensionali perché questo prodotto vettoriale è perpendicolare a un piano, cioè ci saranno per forza tre dimensioni. Come ho spiegato nell'altro video, un vettore si può scrivere come qua che è la componente ax, ay, az come ax i più ay j più az k. Il vettore b analogamente bx i più by j più bz k. E io potrei pensare di fare il prodotto vettoriale di scrivere queste espressioni e di fare qua tutti i prodotti. Viene in realtà molto lungo. Adesso qui non l'ho fatto, ma il problema non è solo che viene lungo, ma anche che quando troviamo il risultato non è facile da ricordare. Cioè, il risultato in realtà sarà proprio questo, non è così facile da ricordare, quindi darò un modo per ricordarlo. Però prima voglio far notare una cosa. Sì, intanto prima cosa che
anche se l'ho spiegato in qualche altro video, i vettori i, j, k sono quelli che stanno sulle assi x, y, z e hanno tutti modulo 1. Ma quando vogliamo svolgere questo calcolo troviamo tutti i prodotti tra questi i, j, k, cioè prodotti a 2, e dovremo capire che cosa sono uguali. Allora, quando abbiamo il prodotto vettoriale tra due vettori identici, i, j, e k, k, siamo nel caso in cui abbiamo i vettori paralleli e allora il prodotto vettoriale è 0. Se invece abbiamo tutti gli altri casi, abbiamo due vettori perpendicolari, perché basta vedere come sono messi i, j, k, due vettori perpendicolari, allora il modulo del prodotto vettoriale è il modulo di uno per il modulo dell'altro, ma hanno tutti modulo 1, quindi quel prodotto vettoriale avrà modulo 1 e quindi sarà di nuovo uno di questi i, j, k, eventualmente il suo opposto dall'altra parte. Ma giusto per sapere quale si fa con la regola a mano destra in realtà, perché pensate, il prodotto vettoriale tra i e j devo andare con la mano da i verso j e il pollice mi indica k. Se faccio il prodotto vettoriale tra i e k, vado così e il pollice punta fuori nel verso opposto di j, quindi questo è meno j. Oppure diciamo j e i, devo fare così e va nel verso opposto di k, allora meno k, e così avanti si fa per tutti gli altri. Boh. E adesso qual è il modo per ricordare come si trova l'espressione prodotto vettoriale? È questa matrice. Adesso lasciate stare un attimo le righe, questo che è scritto di fianco, questo solo scritto in verde. C'è il determinante di questa matrice, dove mettiamo alla prima riga i vettori i, j, k, nella seconda riga ax, ay, az, e nella terza riga bx, by, bz. Così è facile da ricordare. Poi, se volete ottenere l'espressione, dovete risolvere il determinante, ed è quello. Adesso vediamo un attimo come si fa. Qua, per risolvere il determinante 3x3, conviene usare la regola di Sarrus. E come si fa? Si ricopia la prima colonna e la seconda colonna qua di fianco, e poi, qua indicato con le righe, si fa, come si calcola? Il prodotto di questi tre più il prodotto di questi tre più il prodotto di questi tre, poi attenzione, meno il prodotto di questi tre, meno il prodotto di questi tre, meno il prodotto di questi tre. E qui ho svolto tutti questi calcoli, vengono fuori 6 termini. Poi, una volta trovati, ovviamente raccogliamo i tra due termini, raccogliamo j tra due termini, raccogliamo k tra due termini, è quello che ho fatto qua, e quindi troviamo lo scalare che moltiplica i vettori i, j e k. Quindi basta ricordare questo e poi insomma, si riesce a risolvere il determinante. Ecco un esempio della fisica dove si usa il prodotto vettoriale. Ci sono anche altri esempi, ma potrebbe essere quello di una particella carica che si muove in un campo magnetico e la forza che agisce su essa è perpendicolare sia alla velocità delle particelle sia al campo magnetico, e quindi quella forza si trova proprio come prodotto vettoriale tra la velocità e il campo magnetico. Però quel prodotto vettoriale va ancora moltiplicato davanti con uno scalare che è la carica elettrica. Vabbè, quello è l'esempio della fisica. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.